La fratellanza universale è ed è stata un'aspirazione profondamente umana presente, ad esempio, in grandi anime. Martin Luther King rivelava: «Ho un sogno, che un giorno gli uomini si renderanno conto che sono stati creati per vivere insieme, come fratelli, e che la fratellanza diventerà l'ordine del giorno di un uomo di affari e la parola d'ordine dell'uomo di governo». Il Mahatma Gandhi, a proposito di sé, affermava: «La mia missione non è semplicemente la fratellanza dell'umanità indiana, ma attraverso l'attuazione della libertà dell'India spero di attuare e sviluppare la missione della fratellanza degli uomini». La fratellanza universale è stata anche il programma di persone non ispirate da motivi religiosi. Il progetto stesso della Rivoluzione francese aveva per motto libertà, uguaglianza, fraternità. Ma se poi numerosi paesi nel costruire regimi democratici sono riusciti a realizzare, almeno in parte, la libertà e l'uguaglianza, non è stato certo così per la fraternità, più annunciata che vissuta. Chi invece ha proclamato la fraternità universale e ci ha dato il modo di realizzarle è stato Gesù. Egli, rivelandoci la paternità di Dio, ha abbattuto le mura che separano gli uguali dai diversi, gli amici dai nemici, e ha sciolto ciascun uomo dalle 1000 forme di subordinazione e di schiavitù, da ogni rapporto ingiusto, compiendo in tal modo un'autentica rivoluzione esistenziale, culturale e politica. Molte correnti spirituali poi nei secoli hanno cercato di attuare questa rivoluzione. Una vita veramente fraterna fu, ad esempio, il progetto audace e ostinato di Francesco d'Assisi e dei suoi primi compagni, la cui vita è un esempio mirabile di fraternità, che abbraccia con tutti gli uomini e le donne anche il cosmo, con fratello sole e luna e stelle. Lo strumento che Gesù ci ha offerto per realizzare questa fraternità universale è l'amore. Un amore grande, un amore nuovo, diverso da quello che abitualmente conosciamo. Ed infatti Gesù ha trapiantato in terra il modo di amare del cielo. Questo amore esige che si ami tutti, non solo quindi i parenti e gli amici, domanda che si ami il simpatico e l'antipatico, il compaesano e lo straniero, l'europeo e l'immigrato, quello della propria chiesa e quello di un'altra, della propria religione e di una diversa. Quest'amore chiede che si ami anche il nemico e che lo si perdoni qualora si avesse fatto del male. Quello di cui parlo è dunque un amore che non fa distinzione e prende in considerazione coloro che stanno fisicamente accanto a noi, ma anche quelli di cui parliamo o si parla, coloro ai quali è destinato il lavoro che ci occupa giorno per giorno, coloro di cui veniamo a conoscere qualche notizia sul giornale o la televisione. Perché così ama Dio Padre, che manda sole e pioggia su tutti i suoi figli, sui buoni, sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Una seconda esigenza di quest'amore è che si ami per primi. L'amore portato da Gesù in terra è infatti disinteressato, non aspetta l'amore dell'altro, ma anzi prende sempre l'iniziativa, come Gesù stesso ha fatto, dando la vita per noi quando eravamo ancora peccatori e quindi non amanti. L'amore portato da Gesù non è poi un amore platonico, sentimentale, a parole, è un amore concreto, esige che si scenda ai fatti, e cioè è possibile se ci facciamo tutto a tutti, ammalato con chi è ammalato, gioiosi con chi è nella gioia, preoccupati, privi di sicurezza, affamati, poveri con gli altri, e sentendo in noi ciò che essi provano, agire di conseguenza. Quando poi questo amore è vissuto da più persone, esso diventa reciproco. Ed è quello che Gesù sottolinea più di tutto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È il comandamento che egli dice suo e nuovo. A questo amore reciproco non sono chiamati solo i singoli, ma anche i gruppi, i movimenti, le città, le regioni e gli stati. I tempi attuali domandano infatti ai discepoli di Gesù di acquistare una coscienza sociale del cristianesimo. È più che mai urgente e necessario che si ami la patria altrui come la propria.
Questo amore, che raggiunge la sua perfezione nella reciprocità, esprime la potenza del cristianesimo, perché attira su questa terra la stessa presenza di Gesù fra noi uomini e donne. Non ha forse egli detto: dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, ivi sono io in mezzo loro? E non è questa sua promessa una garanzia di fraternità? Se egli, il fratello per eccellenza, è con noi, come potremmo infatti non sentirci fratelli e sorelle gli uni degli altri? Che lo Spirito Santo aiuti tutti noi a formare nel mondo, lì dove siamo, brani di fraternità universale, sempre più estesi, vivendo l'amore che Gesù ci ha portato dal cielo.